Crollo Ponte Morandi, ritardi negli spostamenti e difficoltà nel trasporto di merce e materiali anche per alcune aziende del Levante. Confindustria Tiguglio al lavoro per trovare soluzioni. Un ponte che saprà unire e segnare il rilancio di Genova. Renzo Piano ha illustrato il progetto del nuovo viadotto sul Polcevera. Regione e Comune chiedono tempi rapidi per la sua costruzione. Pronto entro la seconda metà di settembre il campo della colmata a Chiavari, i lavori in ritardo di un mese, la penale che la ditta dovrà pagare sarà investita nel nuovo impianto di illuminazione. Con l'arrivo dei fedeli nel Tiguglio si è concluso il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Tra i partecipanti anche Monsignor Marino che racconta a Lourdes per imparare a dire eccomi. La piccolezza di Maria e l'apertura del cuore, i temi di riflessione in vista della festa della Natività della Vergine a Monticelli. Sabato la messa solenne alle 17 con la benedizione dei bambini. Il Tiguglio rende omaggio ai 30 anni della scuola chiavarese del fumetto. 3 mostre e diverse iniziative a Chiavari per festeggiare la realtà fondata nel 1988 da Calegari e Bertozzi. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Anche le aziende del Tiguglio devono fare i conti con le conseguenze legate al crollo del ponte Morandi a Genova. In particolare sono 2 quelle che stanno avendo difficoltà nella movimentazione di prodotti e materiali. Sono il Centro Latte Tiguglio e la Revetro di Carasco. Ma anche chi tutti i giorni deve muoversi per raggiungere il posto di lavoro deve fare i conti con ritardi e disagi e tempi dilatati. La questione è stata messa al centro di un tavolo che si è riunito nella sede di Confindustria del Tiguglio. Facciamo il punto. Ritardi negli spostamenti dei lavoratori in arrivo dal ponente genovese, difficoltà nei trasporti dei prodotti e dei materiali da conferire in discarica per il Centro Latte Tiguglio e per la Revetro di Carasco. Sono queste al momento le conseguenze dirette più evidenti legate al crollo del viadotto Morandi a Genova per il comparto industriale del Tiguglio. I problemi sono emersi nel corso di un tavolo riunitosi in Confindustria a Chiavari, dove si è cercato di fare il punto della situazione e guardare a possibili soluzioni per limitare disagi in primis ai dipendenti. Da questo punto di vista le aziende si sono già mosse cercando di dare la massima flessibilità in ingresso e in uscita a questi lavoratori. Poi per quanto invece riguarda le attività vere e proprie, le aziende interessate a qualche problema operativo sono la Revetro, che ha stabilimenti nel Tiguglio, a Carasco, ma anche stabilimenti a Genova, proprio nella zona interessata dal crollo. In questo momento tutta la parte di raccolta differenziata che viene realizzata sul nostro territorio, quindi un servizio pubblico che poi viene selezionata a Carasco, la parte che rimane di rifiuto indifferenziato deve essere smaltita nelle discariche. La discarica che veniva utilizzata dalla Revetro in questo momento è nella parte ponente di Genova, con conseguenti problematiche ad arrivare. L'azienda insieme alle istituzioni e a Confindustria sta cercando di trovare una soluzione che non appesantisca di costi la Revetro, ma consenta di avere un servizio efficace sia per l'azienda sia per la comunità in se stessa. L'altra azienda che ha qualche problematica è il Centro Latte Tiguglio, Rapallo, perché opera nel nostro territorio ma ha consegne anche nella parte ponente sia di Genova sia della Liguria, e in questo momento ci sono circa 15 mezzi che operano nella parte del ponente che non riescono ad arrivare a destinazione negli orari previsti. Problematiche queste destinate ad acuirsi con la riapertura delle scuole e l'arrivo della stagione autunnale. Tra gli auspici di Confindustria c'è la riapertura a breve della viabilità lungo il Polcevera, oggi ancora in zona rossa e minacciata da quello che resta del Morandi. Una vicenda, quella di Genova, che ha riportato in primo piano la necessità di investire sulla rete infrastrutturale del territorio, anche del Tiguglio. Investire in infrastrutture sia investire nel futuro dell'azienda, delle aziende operanti nel territorio, ma anche nel territorio stesso. Quindi ancora una volta il tunnel che collega la Fontana Buona per noi è strategico ed è importante, così come potenziare i servizi pubblici. E preoccupa a Casarza Ligure la situazione della Astore, azienda che produce materiale plastico, la cui proprietà ha annunciato la volontà di trasferire l'attività a Casella. Sono 45 attualmente i dipendenti della Sese Casarzese, la maggior parte dei quali residenti proprio in Valpetronia. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Il sindaco Giovanni Stagnaro ha convocato per domani mattina alle 10 in comune una riunione urgente con una rappresentanza dei lavoratori e i sindacati per verificare se ci siano ancora margini di manovra. L'azienda ha garantito il mantenimento di
tutti i livelli occupazionali, ha spiegato Stagnaro, e ha garantito come l'amministrazione comunale sarà al fianco dei lavoratori dell'azienda e li supporterà con tutti gli strumenti e le azioni possibili. Sulla vertenza anche il consigliere comunale Andrea Telchime ha presentato una mozione urgente per portare la vicenda all'attenzione del Consiglio comunale. E torniamo a Genova per parlare del ponte. Questo pomeriggio l'architetto Renzo Piano ha presentato ufficialmente il suo progetto di ponte che dovrà essere ricostruito al posto del Morandi crollato. Una struttura in acciaio con un profilo che ricorda quello di una nave, ma che soprattutto dia il modo alla città di elaborare il lutto che l'ha colpita, segnando nel contempo un rilancio civile e sociale. Vediamo. I muri devono crollare, i ponti mai. Così Renzo Piano ha accompagnato la presentazione del suo progetto di ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera. Negli uffici della Regione, alla presenza del commissario per l'emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci e degli amministratori delegati di Autostrade Giovanni Castellucci e di Fincantieri Giuseppe Bono, l'architetto genovese ha provato a raccontare quello che per prima cosa vuole essere un progetto condiviso e corale. Un ponte in acciaio con 22 campate di 50 metri e 43 lanterne, una per ogni vittima del crollo, dalle forme di una nave, con un'anima chiara che consenta alla città di elaborare il pesante lutto che l'ha colpita. Chissà che ricostruire questo ponte non sia proprio uno di quei momenti di coesione che capitano quando il bisogno lo richiede. Ecco, questo cantiere deve essere un cantiere di coesione, deve essere un cantiere in cui tutti vanno d'accordo. Bisogna che questo ponte resti come un momento che elabora un lutto e che trasferisce alla città un grande orgoglio. Il ponte dovrà ricordare le vittime e segnare il rilancio della città, tutta coinvolta nelle sue maestranze nella progettazione, costruzione e realizzazione. Dal disegno di piano, passando per la progettazione di Fincantieri e la fornitura dell'acciaio da parte di Ilva. Una filiera tutta ligure che si è già concretizzata con la costituzione di 2 gruppi di lavoro a cui prenderà parte anche Autostrade. Oggi per me è un bel giorno perché abbiamo in mano un team di aziende, quindi di persone, che è la cosa più importante, che sono legate al territorio e che sono tutte unite nel fare un grande progetto. Ma non sarà solo il ponte ad essere ricostruito, ha assicurato il sindaco, ma tutto il quartiere sottostante, per la progettazione del quale sarà lanciato un concorso di idee internazionale. Nelle intenzioni delle istituzioni la ricostruzione dovrebbe concludersi entro l'autunno del prossimo anno. Della necessità di tempi rapidi ha parlato il governatore ligure Toti. La priorità per noi è costruire rapidamente e ridare alla città questo ponte e quindi velocemente fare in modo che la città riabbia la sua completa viabilità. Vogliamo che da questa tragedia, che da questa triste storia possa ripartire un pezzo invece di futuro grande per la nostra città. E scendono in campo le associazioni dei consumatori sulle questioni delle concessioni autostradali e dei risarcimenti alle vittime e agli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Oltre a condividere in queste settimane un percorso di ascolto e dialogo con le istituzioni locali e i comitati formatisi nel capoluogo ligure, hanno ottenuto su proposta di Assoutenti che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti si riunisca in via straordinaria a Genova. Lo farà il 20 settembre prossimo. A comunicarlo è stato il presidente dell'organismo e sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Dario Galli. Con la politica amministrativa torniamo nel Tigullio. Il campo A11 della colmata di Chiavari sarà presto pronto con il nuovo manto in sintetico, nonostante i tempi dell'intervento, iniziati il 18 luglio scorso, si siano allungati più del previsto. Abbiamo sentito il consigliere comunale con delega allo sport, Cesaretti. Sentiamo. Volgono al termine i lavori di adeguamento e messa a norma del campo da calcio A11 della colmata Mare di Chiavari. Gli interventi interessano il rifacimento del fondo sabbioso, del manto sintetico e delle recinzioni del campo. L'opera è stata assegnata alla ditta Limonta Sport ed è costata al comune intorno ai 450.000 euro. I lavori, iniziati il 18 luglio, sarebbero dovuti finire entro 30 giorni. Il mancato rispetto dei termini causerà alla ditta una penale, che il comune investirà in un nuovo impianto di illuminazione per il campo. Oggi ci sarà l'omologa del sottofondo che sta per essere ultimato, come vedete alle mie spalle. Settimana prossima la ditta farà la posa di tutto quanto il manterboso e quindi si inizierà a vedere finalmente del verde, che è quello che tutti quanti auspicano di vedere, che dà un po' il segnale del fine lavori prossimo. Credo che dal 18-20 di settembre i lavori dovrebbero essere, anzi
dico che saranno sicuramente ultimati e tutte le attività riprenderanno standard con tutte quante le squadre dei vari settori giovanili, con tutte le squadre delle varie categorie che lo utilizzano regolarmente, e ringrazio tutti coloro che hanno avuto pazienza, che hanno aspettato, che si sono comunque adeguati anche ad allenarsi nel campettino a seta adiacente o che hanno trovato altre destinazioni, perché comunque i lavori andavano fatti, finiti, e mi rendo conto quanto vengono un pochettino a compromettere una fase importante come la preparazione delle varie squadre, delle varie società, e altresì vero che però fra pochissimi giorni avranno un impianto che tutti ci invidieranno. E si è concluso il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il treno con a bordo i fedeli che in questi giorni si sono recati alla grotta di Massabielle è arrivato in Liguria toccando le diverse stazioni del Tigullio. I partecipanti riportano a casa tante emozioni, momenti di preghiera e di fede vissuta. A raccontare la sua esperienza un pellegrino molto particolare, Monsignor Gero Marino, attuale vescovo della diocesi di Savona-Noli. Sentiamo al microfono. Per me è stata un'esperienza importante, preziosa. A Lourdes mancavo da molti anni, credo una decina, e quindi venire adesso a Lourdes con tanti pellegrini, malati della mia diocesi e anche delle altre diocesi della Liguria mi ha fatto molto piacere. È stato per me un percorso interiore in cui ho cercato di affidarmi al Signore, di mettere la mia vita nelle mani di Maria. Come dice il Vangelo dell'Annunciazione, alla fine Maria dice il suo eccomi. E credo che si venga a Lourdes proprio per imparare a dire eccomi. La grazia di Lourdes, la grazia dell'acconsentimento, del pieno abbandono. Però è un abbandono che avviene appunto dentro un percorso. E forse anch'io in questi giorni, come tutti, ho tentato di stare dentro a questo percorso di affidamento. Insieme, per me venire a Lourdes in questi giorni era anche portare nella preghiera di intercessione delle persone care, alcuni malati, alcune persone che si sono affidate, che hanno chiesto di pregare, quindi sono stati giorni anche abitati dai nomi e dai volti di persone che non erano qui a Lourdes ma che in qualche modo ho portato con me. I pellegrini e i malati come hanno vissuto questi momenti? Mi è parso in modo unico per ciascuno, è difficile dare una risposta. Credo che certamente il pellegrinaggio a Lourdes è importante soprattutto per i malati. Devo dire una cosa che mi ha fatto anche molto piacere, parlando con diversi di loro, non si sono fermati a lamentarsi delle loro malattie. Mi hanno parlato di cose di famiglia, di altre preoccupazioni, ma non si sono pianti addosso. E questo è già un segno molto grande di una malattia che viene elaborata, e soprattutto i malati ci insegnano che malattia è un pezzo di noi, ma non è tutto di noi. Noi siamo ben più. Uno può essere malato o sano, ma ciascuno di noi è più che essere malato ed è più che essere sano. Ciascuno di noi è un mondo, la malattia è un pezzo di questo mondo. L'incoronazione dell'affresco di Nostra Signora dell'Orto nella cattedrale di Chiavari sarà ricordata domani alle 18 nella festa della Natività di Maria con una messa solenne presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini in cattedrale. L'incoronazione fu compiuta dall'Arcivescovo di Genova Monsignor Giovanni Battista Lercari l'8 settembre 1769. In precedenza, lo stesso giorno del 1634, completata l'edificazione della Basilica Santuario, con una solenne processione veniva portata all'interno della chiesa l'affresco di Nostra Signora dell'Orto, dipinto sul muro da Benedetto Borzone e ricollocato all'interno dell'attuale cattedrale sopra l'altare maggiore. Sarà un momento particolarmente significativo per la chiesa chiavarese. La celebrazione eucaristica di domani pomeriggio, presieduta dal Vescovo, alle 18 sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. E la parrocchia di Santa Maria di Monticelli a Cogorno si prepara alla festa della Natività di Maria. Gli appuntamenti oggi con il rosario, domani la messa, due i temi che saranno affrontati in questi giorni, la piccolezza e l'apertura. Sentiamo il parroco. Qual è il tema che farà da filo conduttore? I temi saranno due per quello che riguarda la vigilia, il tema della piccolezza, approfittando della prima lettura della festa della Natività di Maria che parla della piccolezza di Betlemme. Che cosa vuol dire piccolezza? Vuol dire che i piccoli sono quelli più aperti a Dio e al suo mistero.
ha guardato alla piccolezza della sua schiava, poi dice nel Magnificat la Vergine Maria. E lei ha saputo aprirsi, ha saputo ascoltare, ha saputo generare quella parola che è stata messa nel suo grembo. Sabato 8 settembre, festa della Natività di Maria a Monticelli. Anche in questo caso qual è il tema conduttore? Sarà quello dell'apertura, perché il Vangelo di questa domenica dice proprio così, che Gesù ha preso per mano, ha condotto e dopo aver toccato orecchie e labbra di un sordomuto gli dice apriti. Allora cercheremo anche noi di tenere aperto il cuore, tenere aperta la mente a quello che Dio ci chiede e ci vuol dire. Quali saranno gli orari di sabato? Gli orari di sabato sono alle ore 17, celebriamo la messa, che è anche messa della vigilia della domenica. Al termine dell'Eucaristia, che sarà molto semplice, dedicata soprattutto ai bambini, la benedizione dei bambini che offrono i fiori alla Vergine Maria e poi la processione, poi un momento di festa insieme. Le feste di Monticelli sono connotate così: la prima, quella di San Giuseppe, dedicata alle famiglie, e la seconda in modo particolare ai bambini, a tutti i bambini della zona pastorale di San Salvatore. Festa della Madonna della Consolazione a Chiesuola di Borzonasca. Domani alle 10 ritrovo nella chiesa parrocchiale con bambini e ragazzi per l'offerta dei fiori a Maria. Seguirà la messa alle 10:30. In serata alle 20:30 la celebrazione eucaristica e la processione per le vie della frazione. Al termine la benedizione eucaristica e un momento di festa condivisa. Domani la parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna celebra la patrona. Alle 8:30 la celebrazione delle lodi del mattino, seguita alle 9 dalla Santa Messa. Nel pomeriggio alle 16:30 l'esposizione del Santissimo Sacramento e il Rosario, alle 17:20 i Vespri e alle 18 la Santa Messa solenne. A Recco festeggiamenti per Nostra Signora del Suffragio, saluto della Vergine alle 3:30, seguito alle 4:30 dalla Santa Messa, presieduta dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Sempre con Monsignor Anselmi alle 11 la celebrazione eucaristica e l'offerta dei ceri alla Vergine. Alle 20 il canto dei Vespri con il Cardinale Bagnasco e la solenne processione per le vie cittadine. Voltiamo pagina alla cultura adesso. La scuola chiavarese del fumetto, fondata nel 1988 da Renzo Callegari e Enrico Bertozzi, festeggia quest'anno i 30 anni di attività. Per l'occasione il Comune di Chiavari ha deciso di celebrare la ricorrenza con una serie di iniziative che occuperanno tutto il mese di settembre. Sentiamo. Che cosa rappresenta la scuola chiavarese del fumetto per la nostra città? Noi vogliamo celebrare questi 30 anni della scuola chiavarese del fumetto perché comunque è una fetta di cultura della nostra città. Noi siamo molto orgogliosi di essere concittadini di Tex attraverso le varie paternità che si sono succedute nel tempo, ma non solo di Tex. Sono nati tantissimi personaggi che hanno portato il nome di Chiavari in giro per il mondo e per l'Italia. Quindi questo rappresenta la scuola chiavarese del fumetto ed è per questo che meritava di essere celebrata occupando tutti gli spazi espositivi della città e anche le strade. Quindi io spero proprio che ci sia una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza e che sia anche un evento, più che una mostra, un evento di richiamo anche per coloro che da fuori si avvicineranno alla nostra città. Nel foyer dell'auditorium c'è l'esposizione, vedrete poi l'esposizione di una quarantina di ex allievi che oggi vivono disegnando nelle più importanti case editrici nazionali e anche d'oltreoceano, per cui questa è una grossa soddisfazione sicuramente. Dall'8 al 30 settembre si terrà una mostra dedicata al fumetto. È una mostra dedicata alla scuola chiavarese del fumetto e faremo un percorso che parte da qua, Palazzo Rocca, dove si vedrà un po' quello che è stato il percorso della scuola, gli insegnanti, anche i tantissimi posti che abbiamo cambiato, sembra proprio una migrazione. E poi al foyer dell'auditorium vedremo la mostra di una quarantina di ex allievi che oggi appunto sono professionisti e nella torre civica abbiamo messo i maestri che hanno un'esposizione di alcuni lavori dei maestri che hanno seguito e fatto di questa scuola quella che è in effetti.
È una mostra d'arte in piazza San Giovanni a Chiavari, visitabile da domani fino al 22 settembre. Così l'Associazione Culturale Il Bandolo festeggia il 50° evento organizzato dalla sua nascita. Tra gli artisti c'è il meglio dell'arte ligure tra la seconda metà del Novecento e il periodo attuale. Siamo andati a vedere. L'Associazione Culturale Il Bandolo festeggia il traguardo del 50° evento con una mostra di 17 artisti del territorio. Le opere sono esposte nel laboratorio Casoni, in piazza San Giovanni a Chiavari, e abbracciano svariati campi artistici, dalla pittura alla fotografia alla scultura. L'evento si concluderà con una festa, sabato 22 settembre, all'Auditorium di Largo Pessagno, in cui le opere esposte saranno messe all'asta. Il ricavato sarà utilizzato dall'associazione per finanziare le future iniziative. Abbiamo pensato che 50 eventi in un tempo relativamente breve avrebbero meritato un ricordo anche festaiolo. Abbiamo deciso di festeggiare, chiamiamolo il 50° compleanno, però non sono 50 anni ma 50 eventi. Abbiamo deciso di festeggiarlo, sì. Evidentemente il gruppo del Bandolo ha sentito il bisogno di proporre qualcosa. Il fatto poi che si abbia un seguito nutrito ci ha invogliato a continuare. Chiaramente avremmo potuto fare anche un paio di iniziative e chiuderla lì. Abbiamo avuto la fortuna di imbroccare 2 argomenti molto sentiti, molto importanti all'inizio e da brivio abbiamo continuato ad andare avanti. L'idea di favorire queste mostre legate poi a delle motivazioni anche diciamo intellettuali, culturali per la città mi sembra che sia la cosa più normale. E gli amici del Bandolo li conosciamo tutti, hanno fatto delle cose meritorie. E questo il 50° evento mi fa piacere che avvenga qui nel centro storico di Chiavari. E domani a Sestri Levante sarà presentato il libro Brea, pescatore, operaio, artista, scritto da Francesco Baratta e Angelo Coriandolo. L'appuntamento è alle 16 nella Sala Bodi, Corso Colombo a Sestri Levante. Brea è il soprannome di Giambattista Carniglia, scultore nato nel 1905 nella Bimare, che lavorò come operaio nella fabbrica italiana Tubi, coniugando l'impegno artistico all'interno della vita quotidiana. Gli autori della presentazione spiegano come la sensibilità di Brea rispetto alla natura e al suo modo di vivere l'esperienza artistica siano riassumibili con una vocazione alla bellezza. Gabri Carniglia, la figlia dello scultore, racconta come il padre non si sia mai arricchito grazie alle sue opere, nonostante la sua abilità fosse riconosciuta. Un amore puro per l'arte non finalizzato al guadagno. Dunque un appuntamento per domani, questo, e vediamone altri nella nostra agenda. Appuntamenti in agenda per sabato 8 settembre. Mercatino dell'Antiquariato a Chiavari, dalle 8 alle 20 nelle vie del centro storico. Apre al pubblico la mostra Alterniamoci così, dedicata ai progetti di alternanza scuola-lavoro dei ragazzi delle superiori al Museo Archeologico di Chiavari. Visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 14 nei locali del museo in via Costaguta. Arriva a Zoagli il Mercatino dell'Antiquariato, dalle 10 alle 23 in piazza 27 dicembre. L'Associazione Culturale Il Bandolo celebra il suo 50° evento con una mostra speciale dedicata alle opere di artisti del territorio. Sarà aperta fino al 22 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nei locali del Laboratorio Casoni, in piazza San Giovanni a Chiavari. Festeggiamenti per Nostra Signora del Suffragio a Recco, nelle vie del centro. Accanto agli appuntamenti religiosi, dalle 12 alle 19.30 saranno aperti gli stand gastronomici. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Letture e laboratori creativi con Parole Fantasia a Sestri Levante, dalle 14.30 alle 19.30 ai Giardini Maria Le Ventre. Presentazione del libro Brea, pescatore, operaio e artista, a cura di Francesco Baratta e Angelo Coriandolo, alle 16 nella Sala Carlo Bo di Corso Colombo a Sestri. Il club Scherma Rapallo organizza l'evento Scherma di Luna, con le atlete della squadra nazionale di spada e la medaglia d'oro mondiale Mara Navarria, dalle 18 in piazza Venezia a Rapallo. Serata di festa alla parrocchia Santa Croce di Moneglia, dalle 19.30 cena insieme e a seguire il gioco della tombola. Si chiude la rassegna culturale Estate con le Stelle al Teatro Comunale di Portofino. Alle 21 andrà in scena Origini, lo spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni. E infine Oriano Castelli e Prospettiva Acustica presentano lo spettacolo di musica e parole con quella faccia un po' così, alle 21.15 nella tensostruttura della colmata Mare di Chiavari.
Infine una notizia di sport, è destinato a continuare probabilmente fino a martedì o al massimo lunedì l'attesa in casa della Virtus Entella per conoscere le decisioni del Consiglio di garanzia del CONI, riunitosi oggi per decidere se riportare a 22 il numero delle squadre in Serie B. Quello di oggi era l'ultimo grado della giustizia sportiva. Dicevamo una decisione che è stata rinviata, lo conferma il presidente della commissione Frattini. Io per primo non avevo un'idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina, decideremo in via definitiva. Lo annuncia il presidente del collegio di garanzia dello sport presso il CONI, Franco Frattini, poche ore al termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di 6 club che ambiscono al ripescaggio contro il campionato a 19 squadre imposto dalla Lega DB e dalla FIGC. E tra queste squadre c'è anche la Virtus Entella. Siamo giunti ad una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentato in 3 ore e mezzo di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un'ora e mezzo, ha aggiunto Frattini, tuttavia domani è programmato il sorteggio della Serie C. Questo dipende dalla Serie C, ha concluso Frattini. Noi abbiamo valutato che domenica la B non si gioca, molto peggio sarebbe stato, e il collegio mai lo avrebbe fatto, decidere frettolosamente su una questione così delicata. E con questa notizia si conclude questa edizione di Tiguglio oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.